Una nuova centrale idroelettrica del Consorzio Bonifica Pianura Friulana è stata inaugurata oggi in località Castelliere di Meretto di Tomba. Ad illustrare l'impianto, Molino Brunello, era presente la Presidente del Consorzio e di Ambi FVG, Rosanna Clocchiati. Presenti anche il Sindaco di Meretto di Tomba, Giuseppe D'Antoni, e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Ad attestare il solido rapporto instaurato da anni tra il Consorzio e gli istituti scolastici, presenti anche due classi quarte dell'IS di Spilimbergo. Dopo la benedizione religiosa è stato dato l'avvio all'impianto, con rinfresco al seguito presso la cabina di pompaggio dell'impianto irriguo di Tomba. Questa è un'opera che è molto importante per il Consorzio e fa parte di un progetto, un piano energetico che il Consorzio ha ideato partendo da qualche anno fa. Era in più step, in alcuni step c'è stata la realizzazione di centraline importanti e grosse, parliamo circa del 2012, per arrivare poi alla realizzazione, sempre sul territorio del comprensorio, di microimpianti. Noi nel 2015 e nel 2016 abbiamo dato il via a questa progettazione per la realizzazione di microimpianti che hanno più valenza sociale, se vogliamo dire, non solo di produzione, e anche la realizzazione della seconda fase con la presenza su tetti dei nostri capannoni sempre per la produzione di energia rinnovabile di impianti fotovoltaici. Questo rientra in una di quelle fasi, in una realizzazione importante dove si è recuperato un salto già presente e quindi la nostra mission, diciamo così, che sta andando avanti per produrre energia verde, ma soprattutto per realizzare senza deturpare il territorio, ma utilizzando quello che è già la presenza di parte irrigua, la realizzazione di centraline per produrre energia verde. Ecco, lei ha sottolineato la cosa importante, energia green, ma soprattutto a impatto zero. Sì, per noi è importante sfruttare quello che c'è già. La mission del Consorzio è quella di mantenere il territorio e di fare in modo che il territorio rimanga, se vogliamo, strutturalmente ma anche ambientalmente non deturpato. Per cui noi utilizziamo quello che già la rete irrigua e la rete di distribuzione ci propone, con salti naturali ma anche con la possibilità di realizzare in alcuni punti delle centraline ad impatto proprio basso, e quindi noi nel proseguo poi di quello che è il lavoro che il Consorzio fa, sicuramente è un aspetto importante, anche perché l'energia verde o comunque la produzione di questa energia dà una grossa mano per il fabbisogno poi dello stesso Consorzio, quindi sia idrovore che impianti irrigui. Senta, per concludere, in soldoni, quanto andate a risparmiare e quanto producete? Adesso siamo in una fase iniziale per cui dovremo entrare a regime, c'è un business plan che sicuramente è importante, questo farà parte di chiaramente un insieme, no, di centraline già presenti. Noi abbiamo fatto una stima per il 2019 dove andremo a produrre 2 milioni e 3 di kilowatt, e questo vuol dire una buona parte di recupero dell'energia che noi utilizziamo per l'irrigazione e, come dicevo prima, per le idrovore. Quindi assolutamente un valore importante che va a beneficio del territorio e anche del mondo agricolo, che comunque anche sulla contribuenza riesce ad avere, in un momento anche difficile per l'agricoltura, un buon risparmio e non un aumento dei costi.